organizzare come una sorta di convegno, se non addirittura un festival dedicato all'elemento di trauma, se lo so, però dal punto di vista proprio contenutistico il panorama della letteratura si apre a immensi logos e quindi diciamo che però scusi Claudio, Andrea Mazzola la stessa cosa, cioè perché scrive? Ti rispondo in maniera diversa, perché scrivo, ti rispondo con una battuta secca e poi ti spiego ai nostri ascoltatori perché ho scritto questo libro. Allora, perché scrivo la battuta secca, quindi la risposta è perché a me piace creare per condividere. Il mio modo di creare è scrivere. Perché ho scritto questo libro? Perché ho sentito l'esigenza di scrivere questo libro. Questa è la mia opera prima, per questo vi rispondo seguendo questi due binari. Perché ho scritto questa mia opera prima? Per risponderti faccio un passo indietro e traccio una piccola nota biografica che serve. Io sono nato sulle sponde lombarde del Lago Maggiore, a Luino, dove già Piero Chiara aveva ambientato molti dei suoi racconti, molti dei suoi romanzi. Poi mi sono spostato in Terretta sulla sponda piemontese dove tuttora risiedo e vivo. Quando ho raggiunto la consapevolezza di autore, volevo scrivere in sostanza, mi è venuta la voglia di, essendo cresciuto ovviamente con i libri di Piero Chiara in mano, di raccontare il Lago Maggiore in maniera nuova, in maniera diversa. E così, con questa piccola raccolta di racconti, ho cercato di fare. Questa è una piccola raccolta di 15 racconti o sessioni, dove per la maggior parte i personaggi si muovono sul Lago Maggiore. Per chi ha letto Piero Chiara può avere quel modello. Io ho cercato di seguirne semplicemente un altro. Il mio Lago Maggiore è sempre bello, però maledettamente malinconico. C'è questo velo, chiamiamolo dark, su questo Lago Maggiore. Non è il Lago Maggiore turistico, non è il Lago Maggiore dove ci sono le belle ville, dove si vedono i botanici. È un Lago Maggiore dove i personaggi si muovono, ma sono alle prese, poi dopo risponderemo alla seconda domanda parlando di questo, con tutte le loro ossessioni, con tutte le loro psicosi e con tutte le loro giornate. E te quando scrivi? Per 8 giorni a computer, a penna, lapis? Ti rispondo sempre dandoti un'altra piccola nota autobiografica. Io fortunatamente non ho mai avuto dei grossi problemi economici e ritorno anche a Piero Chiara, così come Piero Chiara o come immaginatevi un Fenoglio. Ho un lavoro di cui non mi interessa niente proprio, vedetevi il piccolo impiegatino presso una struttura pubblica, vedetevi il Piero Chiara che era al catasto, vedetevi un Fenoglio che lavorava come impiegato in una ditta vinicola perché sapeva l'inglese, no? E vedetevi questi personaggi a cui non interessa assolutamente niente il lavoro e scrivo e sviluppo le mie idee, i miei sistemi di pensiero, la mia conoscenza. Quando finisce la mia vita quotidiana inizia con la scrittura. Quindi sia lavoro, sia quando sono in pausa, sia quando mi ricordo. Sono molto istintivo, come diceva la collega, non mi ritaglio lo spazio, Quando mi viene, visto che lo posso fare, visto che ho degli spazi liberi, lo posso fare sia lavoro anche fuori. Tra l'altro Beppe Fenoglio, come citando, scriveva sempre, e la maggior parte dei suoi scritti che sono conservati sono il retro delle bolle di consegna del vino e della contabilità dell'azienda vinicola. Quindi aveva proprio un momento in cui gli veniva un'idea, ci lavorava sopra. Uomo dai mille dubbi, tant'è vero che ha scritto pochissimo, ha prodotto pochissimo, purtroppo, ma forse anche per fortuna, perché le opere di Fenoglio sono assolutamente uniche. Forse insieme a Meneghello sono gli autori che hanno meglio plasmato un nuovo stile che poi direttamente è stato inserito all'interno del contenitore che è stato definito della letteratura resistenziale, ma che in realtà potrebbe essere riscoperto, riproposto, perché non è soltanto letteratura resistenziale. Andrea, Sergio
diciamo prima, partiamo dal concetto della professione. Quanto te sul pentagramma con il quale lavori, quanto ha influito o influisce la tua professione con la scrittura? Ma io come professione vera e propria, a parte che, come vi ho detto prima, sono nato musicista, per cui per tanti anni ho fatto la professione di musicista, almeno per 30 e passa anni, che vivevo a Roma, adesso invece vivo a Livorno, e adesso la mia professione è quella di, semplicemente ho un portale web sul quale lavoro insieme a mia cugina, che siamo soci, è una sorta di piccola società, e quello ci porta del guadagno, non certo da ricchi industriali, ma è una cosa che comunque è creativa, per cui mi piace. E questo lavoro che faccio